Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi parliamo di arte a 360 gradi e per la precisione ci spostiamo in Gallura perché da domani fino a venerdì è in programma la seconda edizione 2022 del Costa Rossa Festival delle Arti. Lo facciamo in compagnia su Effetto Serra con il direttore artistico del festival, Alessio Minu. Ciao Alessio, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Fabrizio. Allora Alessio è già lì, domani inizia questo festival, abbiamo detto che inizia dalle 22 poi con la prima data fino al 26, quindi fino al venerdì 26 agosto. Iniziamo dicendo che il festival si chiama Festival delle Arti perché per ogni edizione c'è un tema comune. L'anno scorso era il tema dell'horror, quest'anno il tema è il western. Innanzitutto ti chiedo quanto ci vuole per organizzare in termini di fatica, di impegno, un festival così e poi lo presentiamo nel dettaglio. Allora, nel caso specifico molto tempo, perché io sono direttore artistico ma sono anche direttore organizzativo e creativo, il che significa per esempio che anche il logo del festival e i manifesti e tutto, anche il packaging di tutto il materiale che dopo comunque è a disposizione visibilmente nel corso del festival, le scenografie e anche l'allestimento di una scatola acustica per l'orchestra, ne parleremo dopo, li ho progettate e realizzate, quindi in realtà l'aspetto organizzativo, che significa decidere quali sono gli ospiti, contattarli, invitarli, metterli su un cartellone, in realtà rappresenta, non vorrei essere troppo ingeneroso, ma probabilmente il 5% del lavoro globale. C'è uno staff dietro abbastanza nutrito. Quest'anno il tema appunto è particolare perché abbiamo, lo vedremo dopo quando lo spieghiamo, abbiamo un ospite che ha 80 anni ed è un mito del cinema internazionale e quindi dovendo parlare di genere western non potevamo non sentire la necessità di provare ad averlo e ci siamo riusciti. Ha scritto recentemente un libro, non voglio anticipare quello che dirai tu, ma ne parleremo fra poco evidentemente. Il genere western, che appunto così come è successo l'anno scorso, anche quest'anno si declinerà attraverso tutte le arti, quindi parleremo di fumetto western, parleremo di fotografia, parleremo di nuova cinematografia e di cinematografia storica, quindi faremo anche chiaramente un approfondimento sociologico, per certi versi anche semiotico, di ciò che rappresenta il genere western. Ci sarà un omaggio, come c'è stato l'anno scorso, alle colonne sonore che in qualche modo raccontano quel determinato genere cinematografico. L'anno scorso ci furono i Goblin con Claudio Simonetti, perché si parlò appunto di genere horror, in particolare del genere horror prettamente italiano, quindi Dario Argento, Lamberto Bava, Fulci, con qualche piccola incursione sul genere horror del cinema internazionale. Quest'anno sul western appunto inizieremo a parlare del fumetto, quindi ci sarà intanto una descrizione del quadro storico di che cosa in effetti è il genere western, quali sono le tematiche, qual è lo stile, qual è anche il tipo di nuova fotografia e di nuova tipologia di inquadrature introdotte per esempio dal cinema di Sergio Leone, che poi è diventato un esempio per una spaghetti western, no? sì. In realtà ha detto spaghetti western in maniera inizialmente anche un po' come dire negativa, con un'accezione negativa. Lo spaghetti western non era un termine coniato per essere un elogio in realtà, però invece poi, come spesso capita nella storia di tutte le cose, in realtà poi è diventato un genere a sé stante che ha in qualche modo influenzato anche tutto il cinema che non necessariamente western. Pensiamo per esempio al cinema, siccome ci colleghiamo direttamente alle colonne sonore di Morricone nel caso di Sergio Leone, e quindi parliamo degli anni 60, valutiamo che poi C'era una volta in America, per esempio, sempre di Sergio Leone,
che si sposta dal genere western per arrivare negli anni 30 del proibizionismo in America con gli emigrati italiani, quindi la mafia portata negli Stati Uniti, dove in realtà possiamo riscontrare molte affinità col genere western, sia anche dal punto di vista cinematografico, quello che fa Sergio Leone, quello che fa Morricone nella costruzione di tutto l'impianto narrativo, in realtà si combacia benissimo, perché abbiamo sempre il malvivente, abbiamo la legge che cerca in qualche modo di fare giustizia, e poi abbiamo una giustizia parallela. Quindi diciamo che il canovaccio, in realtà, passando dal genere western al proibizionismo anni 30, in realtà è abbastanza simile. Sì. Allora, Ale, dunque, suggestiva come si dice in gergo, la location, cioè lo sfondo, perché davanti, cioè, diciamo, sotto un tetto, che poi un cielo stellato di Trinità d'Agosto e Vignola, sono due fondamentalmente gli scenari che ospiteranno il Costa Rossa Festival delle Arti, Isola Rossa e Costa Paradiso, no? E c'è importante quindi l'avvio, diciamo, domani alle 22 con la serata d'apertura che ricordiamoci si svolgerà allo scenario della Torre Spagnola ad Isola Rossa, i primi due grandi ospiti che insomma tu introdurrai e presenterai in un percorso di tutto il festival che prevede un fil rouge, un filo comune fra letteratura, teatro, cinema, musica, fotografia, insomma un cartellone bello corposo. Dicevamo, i primi due grandi ospiti che sono previsti per domani sono Mauro Aragoni, che è un regista importantissimo, è un fumettista e scrittore, un'altra eccellenza sarda che si è affermata all'estero, è Pasquale Ruiu. Chi sono Mauro Aragoni e Pasquale Ruiu? Allora, importante quello che hai detto tu, due eccellenze sarde, quindi come ho detto l'anno scorso, a me interessa, è importante secondo me portare in un festival non persone o opere necessariamente note. Mi interessa portare persone od opere che debbano essere assolutamente notevoli, che è un discorso un po' diverso. Probabilmente Mauro Aragoni e Pasquale Ruiu non sono conosciuti dal grande pubblico, non richiama in automatico subito un viso il nome. In realtà Mauro Aragoni è forse il regista più emergente, se così si può dire, più emergente, è sardo, molto giovane, è anche un musicista ed è sbarcato negli Stati Uniti. È il suo film, l'ultimo film prodotto dagli Stati Uniti con attori, con uno staff, un cast veramente stellare, è una produzione con tanti zeri, per capirci. Ecco, il film di Aragoni è stato dalla stampa americana definito una pietra miliare del genere western, è una rinascita del genere western. Diciamo che ha trovato in America l'America, perché come spesso capita non ha avuto tutto ciò che avrebbe potuto meritare qua in Italia e poter fare in Italia, è stato fatto fortunatamente in America. Adesso sta girando il mondo tra conferenze e anche la chiaramente promozione di questa serie televisiva molto importante, della quale parleremo, senza però dimenticare per esempio tutta la storia cinematografica di Aragoni, che per esempio ha girato e ideato Nurages, che proietteremo per alcuni minuti, e faremo anche vedere il particolare uso degli effetti speciali che c'è nel cinema di Mauro Aragoni, perché mi servirà da apripista per il giorno successivo, che sarà il giorno del tema tecnico, che sarà appunto l'effetto speciale nella cinematografia. Quindi mi piacerà domani molto far conoscere al grande pubblico Mauro Aragoni dal punto di vista cinematografico. Essendo il tema... Esatto, e poi c'è Pasquale Ruiu. Chi è Pasquale Ruiu? Una delle più grandi firme del fumetto, pertanto una delle più grandi firme della Bonelli Editore, ed è l'autore da decenni di Zagor, Nathan Never e chiaramente Tex Willer.
Quindi parleremo con Ruyu, che è anche, a parte essere il figlio del maestro Ruyu, ma è un attore, doppiatore, architetto, quindi diciamo abbiamo domani persone veramente interessanti, poliedriche dal punto di vista artistico. Cercheremo di parlare con Ruyu della storia intanto della Bonelli Editore, che è una storia che nobilita certamente l'arte italiana, perché la Bonelli Editore è nel fumetto come la Ferrari nell'automobilismo. Quindi racconteremo il personaggio di Tex Willer, cercheremo di spiegarlo dal punto di vista psicologico, estetico. Assieme a lui racconteremo quali sono stati i grandi disegnatori che hanno in qualche modo interpretato il personaggio di Tex Willer e le storie scritte anche da Pasquale Ruyu. Questo a grandi linee è quello che accadrà domani, con durante le serate appunto con questi due ospiti degli interventi musicali, così come è capitato l'anno scorso, grazie all'aiuto del maestro Alessio De Vita al violino e Luca Cogoni al pianoforte, che eseguiranno delle musiche che in qualche modo appunto raccontano la storia del genere western. Quindi ci saranno dei momenti musicali che si alterneranno con i momenti, insomma, di intervista diretta con gli ospiti. Dicevamo quello per domani, stesso scenario, quindi sempre Torre Spagnola, stesso orario, ore 22, dicevamo con Sergio Stivaletti. Entriamo, dicevi tu prima giustamente, a un aspetto più tecnico, perché Sergio Stivaletti è uno dei più grandi effettisti, si chiamano così, no? Gli effetti, cioè le professionalità che in Italia, io mi ricordo Carlo Rambaldi, che già era a livello internazionale un personaggio veramente molto molto richiesto della cinematografia internazionale, ed ecco Sergio Stivaletti in qualche modo ricalca un po' quelle orme, cioè un professionista che viene chiamato per gli effetti speciali dei film, no? Sì, l'anno scorso col genere horror abbiamo già in qualche modo anticipato il personaggio di Sergio Stivaletti, perché avendo trattato il genere horror e quindi molti film di Dario Argento, abbiamo mostrato delle scene, degli effetti speciali realizzati da Sergio Stivaletti, a partire per esempio da Fenomena, Opera, quindi parliamo fine anni 70, primi anni 80. Non solo il genere horror evidentemente per Sergio Stivaletti, ma anche il genere fantastico, per esempio tutto il Fantaghirò di Lamberto Bava, ecco, gli effetti speciali in un genere totalmente diverso sono anche lì di Sergio Stivaletti. E sì, hai citato Carlo Rambaldi, che è stato forse il più grande maestro, il più grande effettista non italiano, ma forse uno dei più grandi effettisti al mondo, perché per chi non lo sapesse, insomma, è colui che ha inventato e realizzato l'E.T. Di Spielberg, oppure anche il mostro King Kong, certo, e anche Alien, quindi voglio dire, stiamo parlando di cinematografia mondiale, anche qui un'eccellenza italiana e un vanto tutto italiano. Sergio Stivaletti, Rambaldi ci ha lasciato qualche anno fa, Stivaletti invece vive e combatte con noi e sarà con noi dopodomani, quindi un altro nome, il più grande probabilmente nome che si poteva chiamare avendo deciso di dedicare una serata agli effetti speciali. L'anno scorso serata ci sarà la proiezione di video, di immagini con l'esecuzione di brani musicali significativi. Esattamente, e anche, attenzione, sì, anche proiezioni di film proprio di Stivaletti, che si è distinto, ricordiamolo, anche come regista, sì. Perché è anche uno sceneggiatore, non solo un effettista, ma ha anche collaborato alla scrittura delle sceneggiature dei film per i quali dopo ha realizzato gli effetti speciali, ma è anche regista. Sempre sì, nella stessa location. Vorrei precisare una cosa: la location è davvero di una bellezza entusiasmante. C'è una torre spagnola col mare dietro, la illumineremo in una maniera particolare. C'è un palco che è costruito sul, diciamo, declivio naturale ai piedi della torre, quindi verso il pubblico ci sarà una sorta di balsa sulla quale ci sarà il palco con la scenografia, e noi proietteremo i film sulla facciata della torre. Questa ormai, come dire, abitudine nasce dal 2020, perché io
così spiego anche come sono capitato qui a Trinità d'Agulto in Costa Rossa. Io ho fatto il mio spettacolo, 7 anni tutti i gradi di un passaggio, nel 2020, e scelsi proprio la location della Torre Spagnola qui. Diciamo, rimasto incantato io dalla location e rimasti favorevolmente colpiti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, ecco, mi chiesero di mettere su un festival per non perdere la possibilità di rivedere queste location così vestite in questo modo e con tutta la gente attorno ai piedi della torre, seduta anche in maniera naturale, quasi composta ma naturale, in questo scenario, in questo anfiteatro naturale. Ecco, per poter ripetere questa esperienza, allora abbiamo messo in piedi questo festival, non potendo replicare io 20.000 volte lo stesso spettacolo, abbiamo pensato di valorizzare ogni anno questa location, non solo questa, ma anche quella che poi vedrà nei giorni successivi invece gli altri eventi. Ecco, infatti, perché giovedì, penultima giornata del festival, del Costa Rossa Festival delle Arti, con lo scenario che cambia, perché si passa a Costa Paradiso, che qui palco appositamente allestito al lato della spiaggia delle Sorgenti, con rocce e l'acqua cristallina che fanno da cornice. Diciamo così, l'appuntamento è con la musica principalmente, con l'omaggio al maestro Ennio Morricone, scomparso da recentemente, con tanti brani, capolavori indimenticati e indimenticabili, scritti proprio dal maestro Morricone per i film, ad esempio di Dario Argento, di Brian De Palma, giusto per dire alcuni. È importante perché fa da preludio, diciamo in qualche modo, al gran finale, che è quello del 26, ovvero di venerdì sera. Avremo Franco Nero, quindi conosciuto per essere Django, o forse Django è conosciuto perché è stato interpretato da Franco Nero. Questo lo scopriremo il 26 e lo chiederemo. Sì, avremo Franco Nero che ha compiuto 80 anni ed è l'attore vivente più importante a livello internazionale italiano che abbiamo, uno dei cosiddetti miti del cinema internazionale. Ha recitato nella Bibbia, per capirci. Nella Bibbia, che continua a lavorare. Continua a lavorare. 5 giorni fa, forse al più tardi una settimana fa, stava girando un film, interpretava il Papa tra l'altro, quindi un film del quale ancora si sa poco. Gode anche lui di ottima salute, continua a essere un tipo con un notevole fascino. Quando sbarcò in America e divenne anche uno degli attori non americani più richiesti dai registi americani e stranieri, le donne americane votarono in un sondaggio e Franco Nero venne decretato l'uomo più affascinante del mondo. Quindi sicuro tiene alta la bandiera del cinema italiano, perché continua a lavorare, e infatti anche in questo caso anche il Costa Rossa Festival delle Arti donerà un premio alla carriera a Franco Nero, giusto Alessio? Sì, daremo un premio alla carriera a Franco Nero, ma premieremo tutti gli ospiti, non alla carriera, perché soprattutto Aragoni, che è giovane, pare anche non essere ben augurante un premio alla carriera in giovane età, mentre Franco Nero ha i suoi onestissimi 80 anni e ci sembra bello omaggiarlo qui in Sardegna con il premio di un festival nuovo. L'anno scorso abbiamo premiato Claudio Simonetti, che è forse il più grande musicista di genere prog italiano per quanto riguarda la musica da film, chiaramente. Simonetti, che anche lui con i Goblin, col suo gruppo gira il mondo. Ecco, noi abbiamo individuato quest'anno Franco Nero come nome importante al quale dare un premio alla carriera. Voglio aprire una piccola parentesi sul giorno precedente, perché è un giorno importante secondo me. La serata del 25, quindi fra 3 giorni, avremo appunto un omaggio al maestro Ennio Morricone. Questo omaggio si svolgerà in questo modo: avremo un'orchestra di violino, viola, contrabbasso, pianoforte a coda, flauto, cantante lirica, con delle eccellenze della musica classica isolana.
avremo tutti i maestri sul palco che eseguiranno le musiche di Ennio Morricone. In una situazione provo a descriverla brevemente. Il mare e le scogliere dietro questo palco, con la proiezione alle spalle dell'orchestra dei film montati in sincronia con le musiche, dei film che sono dei rispettivi film delle colonne sonore eseguite in diretta dall'orchestra, con una scatola acustica attorno all'orchestra che permetterà al pubblico di godere di un suono naturale, quindi gli strumenti classici non saranno amplificati con dei microfoni, il pianoforte non verrà amplificato con dei microfoni, la cantante lirica canterà senza microfono e questa scatola acustica permetterà di riflettere il suono naturale sul pubblico. Credo che l'esperienza sarà un'esperienza particolare. Io interverrò nel corso delle esecuzioni di questi brani per raccontare alcuni momenti della vita di Ennio Morricone e come e per quale motivo quella musica è stata scritta ed è stata associata a quel film, e anche per spiegare alcuni retroscena della scrittura di queste musiche, ma alla fine anche userò il terzo giorno per spiegare il senso del festival di quest'anno, che da domani inizierò piano piano a svelare. Quando si scrive musica sono importanti le note, ma ecco, vorrei spiegare in questo festival l'importanza dell'esecuzione delle pause, l'importanza dei silenzi. Vorrei partire da questo, e potremmo spiegarlo anche nel montaggio cinematografico: un taglio, un momento di buio, un fermo immagine, quindi un non movimento, che tecnicamente è un non cinema, essendo che cinema significa movimento. Quindi spiegare quanto... Oppure un movimento al rallenti, quindi un movimento non proprio fluido. Esatto. Io quest'anno vorrei provare a lasciare nella testa del pubblico alcune risposte alla domanda: come può il vuoto essere un contenuto notevole. Ecco, questo è il senso che vorrei lasciare per questo festival, e lo userò per collegarmi al festival dell'anno prossimo. E oltre non posso andare. Adesso siamo in chiusura, ovviamente in questi casi si dice merda per il festival. Ci ritroveremo magari anche per fare un bilancio poi a fine festival. Io ti ringrazio di essere stato con noi. Ricordiamo che il Costa Rossa Festival delle Arti, l'ingresso al festival è completamente gratuito, quindi l'invito è ad andare e a vedere assolutamente queste 4 date davvero imperdibili per chi ama l'arte in tutte le sue forme, dal cinema alla musica, alla letteratura, al fumetto, qualunque cosa. Davvero, se siete in quella zona, il consiglio è andate. Alessio, grazie ancora della tua partecipazione. Grazie a te per avermi ospitato. Un saluto a tutti. Grazie a tutti per averci seguito. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show su social. Ancora grazie, buona serata. Buona sera.